Caro Ivo Gallo, caro Lele Marcassa, sei pronto? Prontissimo! Inizia una nostra nuova avventura. Un nuovo viaggio! Tra paesaggi straordinari, natura, alberi, lavoro! Protagonisti dei nostri viaggi sono i luoghi che la storia e l'ambiente ci regalano. State con noi. Inizia la Racola. Ivo Gallo, dimmi Lele Marcassa. Ma sei contento? Contentissimo. Guarda che bella piazza. Ma dove mi hai portato? A Valdobbiadene, dove si produce il famoso Conegliano Valdobbiadene Prosecco superiore di OCG. e altro che se vivremo la produzione, perché ora andiamo sulle rive a vendemmiare. Bellissimo! Via! Poi, ma questo è il Prosecco? No, è acqua. No, ma proprio... C'è una massata. Benvenuti nella città di Valdobbiadene. Peraltro siete venuti a trovarci nel momento clou per noi, quello della vendemmia. Lele Ivo, so che state andando al cantina produttori Valdobbiadene, quindi ne approfitto per salutare tutti i conferitori, tutti i produttori che sono impegnati in questi giorni importanti di vendemmia. Io adesso mi preparo per fare le mie solite camminate. Finite le vendemmia vi aspetto giovedì a camminare con me sulle nostre splendide colline patrimonio dell'umanità. Ecco alle mie spalle la bellissima piazza di Valdobbiadene. Pensate che la prima comunità stabile si attesta qui in età musteriana, quindi siamo circa 40.000 anni fa. Questo lo identifichiamo grazie ai ritrovamenti, ai manufatti che sono stati raccolti su queste rive, su questi colli, durante soprattutto l'Ottocento e il Novecento. Paolo Diacono, nel suo Historia Longobardorum, accenna al paese natale di San Venanzio Fortunato chiamandolo Duplavilis. Plavis in latino significava fiume Piave e quindi questo ci fa capire come evidentemente a pochi passi da qua ci fossero due rami inferiori del grande fiume alpino. Valdobbiadene è stata coinvolta in entrambi i conflitti mondiali, nel primo parzialmente distrutta, nel secondo, pensate, si ricorda l'eccidio di 50 prigionieri di guerra. Oggi è una bellissima città, lo si vede da questo centro storico davvero ben curato e l'economia gravita intorno anche alla produzione di questo importante nettare venduto in tutto il mondo, il famoso Prosecco superiore Valdobbiadene Conegliano di OCG. Infatti adesso il nostro viaggio ci porterà proprio a compiere il grande rito della vendemmia eroica. Ma che struttura è? Visto che roba? Sì. E qui siamo nel wine shop della cantina produttori Valdobbiadene. Valdocca il marchio. È il marchio commerciale. Bel nome, bel nome. E oggi forse partecipiamo. No, forse, sicuramente. Speriamo, io insomma, sì. partecipiamo alla
sostanzialmente filiera quasi completa che ci porta dalle vigne su queste rive meravigliose alla bottiglia del DOCG. Quindi E anche poi assaggiare la bottiglia. uso un termine abusato, un viaggio di vino. Andiamo? Vai, dopo andiamo a vendemmiare davvero? Ma così dicono. Speriamo. Spero di no. Ma... Ecco una buona idea. È un piacere essere qui con Stefano, Piacere mio. caro ragazzo che lavora molto in una realtà insomma molto importante per queste terre. Qui siamo in un'azienda dove c'è un conferimento molto grande, dove si produce questo famoso Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore di OCG che tutto il mondo ci invidia. Però voi come azienda, intendo la Valdocca, avete compiuto dei passi innovativi in questi anni. Cos'è accaduto? Beh, innanzitutto Daniele, grazie di essere venuto durante la vendemmia, un periodo sempre denso di emozioni, come si suol dire, ma insomma che dà grandi soddisfazioni. Noi siccome Valdocca rappresentiamo circa 600 famiglie nell'area delle DOCG Conegliano Valdobbiadene, dell'Asolo, ci spingiamo anche verso la parte iniziale del Prosecco DOC Treviso, quindi 600 famiglie che lavorano un territorio unico. E noi siamo dalla nostra parte gli attori che cercano di fare al meglio, di trasformare al meglio le uve dei propri soci conferitori attraverso anche processi tecnologici importanti come quelli che avvengono oggigiorno all'interno delle cantine. Avete costruito un sistema logistico innovativo, forse era il momento, ci stava. Ma assolutamente sì, un polo logistico all'avanguardia che prevede un uso di tecnologia molto avanzato. Arriviamo addirittura con questa benedetta intelligenza artificiale che si sente tanto parlare, a gestire il magazzino in maniera veramente ottimale per offrire poi ai nostri clienti sempre un prodotto negli standard massimi e in tempi anche adeguati. Sono circa, io dico 30 anni che questo nettare sempre di più si è diffuso, prima in Italia, poi in Europa, poi nel mondo. Come vedi il futuro del Prosecco Superiore, ma in generale di questo vino prodotto dalla Glera? Allora Daniele, fai una domanda che forse è la classica domanda da $1.000.000, una volta si diceva, no? Ma io penso che il futuro di questo prodotto, il futuro soprattutto dell'area storica che è il Conegliano Valdobbiadene, sia sempre più cercare di andare a valorizzare quelle che sono le sottozone. Noi abbiamo 43 diverse rive, qui in Valdocca siamo i più grandi produttori di rive di Conegliano Valdobbiadene e sai, cercare sempre di andare a premiumizzare, andare a cercare le differenze che abbiamo collina da collina, da San Pietro di Barbozza, le zone storiche, Santo Stefano, non me ne voglio qualcun altro se ne dimentico qualcuno, il Cartizze, ecco. Abbiamo veramente anche uno storytelling da dare ancora al pubblico veramente, direi, quasi smisurato. C'è molto da fare. C'è molto da fare, c'è molto soprattutto da spingere su questo argomento. Io ringrazio Stefano, parlava poc'anzi dell'intelligenza artificiale, invece qui il vino buono è vero. Assolutamente. Grazie. Grazie a te. Grazie. Siamo arrivati qua.
fortuna che c'è questo bellissimo cielo azzurro con Stefania. Questa bellissima ragazza. Buongiorno. Grazie dell'accoglienza, Stefania. A voi. Devo dire che fa un po' così, specie vedere una giovane, bella ragazza a bordo di un trattore degli anni '80. Soprattutto una ragazza che ha la metà della tua età Esatto. e che ha già lavorato il doppio di te. Che peraltro, diciamola tutta, in realtà tu stai per laurearti in una cosa che non c'entra niente. Esatto. Dici tutto, cosa stai combinando? Io studio medicina veterinaria a Bari, dall'altra parte dell'Italia. Pazzesco. E sono finita lì per una passione che ho per i grandi animali, ma comunque le mie origini rimangono qui, torno sempre ogni anno per lavorare, durante l'anno do un po' una mano nei principali lavori che ci sono in vigneto. Insomma. E poi quando arriva la vendemmia non Non si esiste può fare meno. Non si può nient'altro. mancare. Assolutamente no. Allora la famiglia Geronazzo è impegnata per 8 giorni in questo Sì, una periodo decina circa. in questa famosissima vendemmia eroica. Ivo Gallo, sai cos'è la vendemmia eroica? Sì, so cos'è la vendemmia. Facciamolo dire a Stefania cos'è la vendemmia eroica. La vendemmia eroica è la vendemmia su questi pendii che sono gestiti in maniera diciamo un po' più complicata rispetto alla pianura, perché la maggior parte delle lavorazioni vengono fatte a mano, i trattamenti, lo sfalcio dell'erba. La vendemmia viene fatta a mano, è sicuramente più difficoltoso che fare tutto con le macchine in pianura. E quindi tutto questo viene fatto come si faceva un tempo, è rimasto Sì. tale e quale. Quindi voi siete coltivatori e raccoglitori di Di uva, sì, in questo posto meraviglioso però. assolutamente sì. È una fortuna. Allora, salutiamo. Ho voglia però di raccogliere. Sì, ma salutiamo anche tutta la famiglia. Esatto. Iniziando, Sorella. Sorella Adriana, che è qua, sì. poi Poi c'è il papà, il proprietario assieme a mamma di questo pezzamento, papà Carlo e mamma Elena. e poi E poi c'è lo zio Alessandro che è il fratello di papà e da sempre lavorano questi vigneti. C'è anche l'altro zio, lo zio Antonio, che ci dà una grande mano durante la vendemmia. Bello il fatto che Eh. la fatica unisca la famiglia. Sì. È una cosa che ormai è. dobbiamo unirci anche noi alla fatica. Uniamoci alla fatica e alla Sì. famiglia. Con Stefania però. Ok. Partiamo? Ci porti? Assolutamente Ci sì. fai strada col trattore? O montiamo su? Montiamo. su. Prego, prego. Prego, signore. Forse è l'unica cosa Ce la fa. che c'è. Ce la faccio, Facciamo che Spoiler. inizio a sentire la mia età. Carlo! Grande Carlo! Allora, Avete finito qui? sì, un'ora e mezza però. È un pezzo, sì. Siamo un po' Sì. lenti. Ma insomma dai, avete fatto bene, vedo che non ci sono foglie, ce n'è una piccola lì da togliere, però Aspetta. siete bravi, dai, siete bravi. Allora, tu praticamente adesso prendi... Cesti? Sì, con il Beagle. No, hai detto quasi giusto, si chiama Beagle. Beagle. Beagle, perché il Beagle è un cane, è un seguito da caccia. Sì. E quindi questo è come si faceva 100 anni fa? uguale? 100 anni fa, questo è un ramo di castagno tagliato a metà, aperto, che portavano, a parte i cesti d'uva, non so, portavano i secchi d'acqua dal pozzo e quelle cose che quando raccoglievano le noci, una volta che ce n'erano, quelle cose lì. Un mezzo di trasporto praticamente. Un grande mezzo di trasporto. Bene, noi siamo i tuoi umili servitori della Metteremo vita un'altra oggi. mezz'oretta per stare ci sta, però. Sì, diciamo che il nostro contributo sarà pari allo 0,01%. Ma no, ma sono le piccole cose che fanno le grandi cose. Bravo, sono le gocce, bravo, sono le gocce che riempiono le bottiglie. Siamo no? anche noi No. piccoli eroi. Sì, poi da quest'uva qua uscirà un extra brut. Andiamo? Carlo? Sì. Continuiamo? Sì, Bravo. grazie. Non ti dico neanche di provarci. Sì, adesso capisco che parlano spesso di questo lavoro faticoso, Molto. che noi siamo abituati forse in pianura in cui tutto è molto più semplice, più facile.
qua bisogna far fatica per poi produrre questo nettare così importante in tutto il mondo che è il Conegliano Valdobbiadene, Prosecco Superiore di OCG. Bravissimo, che poi assaggeremo. E certo, speriamo, me lo Infatti, auguro. Tutto il lavoro che abbiamo fatto. Devo dire che ho dei ricordi antichi, perché io ormai ho una certa età e quindi ricordo da bambini si andava a vendemmiare, no? Anche sì. da amici, ti ricordi? Sì, era divertente. Era un rito. Era un rito. festeggiare insieme, fare fatica e poi festeggiare insieme. Diciamo che era una grande riunione di famiglia con amici e tutti insieme c'era appunto questa unione tra le forze per il prima possibile vendemmiare, perché anche una volta in pianura si vendemmiava a mano, no? Quindi, con le forbici appunto con cui, queste sono quelle più piccole, ci sono poi quelle più grandi, vero? Sì, poi Cosa ci sono quelle servono per potare. Per potare, Sì. Che abbiamo visto altre volte. Che ha usato, per Esatto. mia fortuna. E tutto accade in quest'area, guarda che bella, abbiamo il complesso del Monte Grappa davanti a noi, il Montello col corso del fiume Piave, le rive di Valdobbiadene e questo sistema collinare a mosaico che ha permesso, esatto, di iscrivere quest'area della regione come patrimonio mondiale dell'umanità, dove c'è l'interazione tra uomo e natura, ciò che l'uomo ha fatto di buono per la natura e ciò che la natura dona all'uomo sempre da sempre. Quindi questa grande economia legata a questo vino così importante è dovuta grazie alla collaborazione, alla sinergia che la natura mette in campo insieme all'uomo. Quindi è tutto donativo alla fine. Dobbiamo rispettare questa natura, tu me lo insegni, perché è fonte di vita e anche di economia per tante località che sono adagiate su queste colline così belle. Che belle parole. Sì. Andiamo. Eccoci all'interno del Duomo di Santa Maria Assunta di Valdobbiadene. La prima citazione che parla di una chiesa qui è del 1259. In realtà ciò che vediamo oggi è frutto di una lunga e complessa stratificazione artistica e architettonica. Guardiamo in alto e vediamo questo imponente affresco di Teodoro Licini che racconta i 3 episodi fondamentali della vita di Maria Vergine. Quello più importante è il centrale, in cui il gonfiore delle vesti dell'Assunta, la prospettiva dei personaggi che vediamo, che guardano verso all'alto, determinano un importante movimento. E poi si nota come la Maria Vergine, assunta in cielo, assomigli molto alla stessa che troviamo ai Frari di Venezia, opera di Tiziano Vecellio, che in qualche modo ritorna, perché una delle pale che vediamo all'interno della chiesa è di Paris Bordon, suo prediletto allievo, molto operante nella regione del Veneto, che qui ci consegna una Madonna in trono con bambino che riecheggia quello stilema tanto caro a Giorgione che troviamo a Castelfranco, che poi molti artisti hanno ripreso, quindi la struttura della tela è la stessa. Abbiamo San Sebastiano e San Rocco, ma quello che spicca di più è questo grande telo verde che sembra quasi una quinta teatrale che racchiude le vesti e i colori della Madonna. Altra opera importantissima contenuta all'interno di questo tempio è una pala di Palma il Giovane, in cui sembra che la scultura classica entri nella pittura. Abbiamo un San Girolamo illuminato, inginocchiato, antagonista di un Sant'Antonio Abate a 3/4 e al centro un San Giovanni Battista, i cui chiaroscuri evidenziano i muscoli, l'umanità dei corpi, molto realisti, molto rinascimentali, anche se siamo a fine Cinquecento, quasi a ricordare la grande opera di Tiziano, ma soprattutto di Michelangelo. L'ultima opera per importanza e anche più recente è un San Venanzio del 1923, che fu collocato all'interno della chiesa dopo la ennesima ricostruzione dovuta ai bombardamenti della Prima Guerra Mondiale. Quindi questo Duomo
di Valdobbiadene raccoglie in sé un'evoluzione artistica che difficilmente si trova in altri luoghi, soprattutto dell'Alta Marca in zona collinare. Quindi un trionfo di arte in cui il classicismo, il neoclassicismo, il disegno scultoreo e la bellezza si uniscono davvero insieme. You align me now, talk about. Take your pictures down, shake it down. Do not consequence, say it aloud. Using evidence, racing around. There goes my hero, watching as he goes. There goes my hero, he's ordinary. There goes my hero, watching as he goes. There goes my hero, he's ordinary. Caro Carlo, che bel panorama, eh? Bellissimo, nel cuore del Prosecco. Questo giovanotto qua è un grande esperto, soprattutto di vendemmia oggi, perché noi abbiamo bisogno di capire alcune cose. Tu sei peraltro un tecnico agrario, se non sbaglio, e ti occupi di seguire i tanti produttori che conferiscono l'uva a Valdocca Esatto. per poi produrre questo Prosecco, no? No, No. siamo nel cuore del Conegliano Valdobbiadene, Prosecco superiore di OCG. Che c'è una bella differenza, no? Abissale la differenza. Il mondo è diverso. Io faccio il tecnico di Cantina Produttori Valdobbiadene, una realtà di 1100 ettari, di 600 soci. Quindi è una realtà importante nel cuore di Valdobbiadene in maniera principale. Siamo nella parte più a ovest della denominazione del Conegliano Valdobbiadene e qui siamo nel momento della vendemmia, cioè andiamo a tirare le somme di un'annata proprio in questi giorni. Per noi risulta abbastanza complesso e difficile, ci sono tanti ettari da vendemmiare, diverse tipologie di uva da vendemmiare, nonostante sia solo un vitigno, che è la Glera, il nostro vitigno principe del Conegliano Valdobbiadene. Ecco, che che è il differenza nostro. c'è tra Cartizze e Conegliano, Valdobbiadene, superiore? Prosecco superiore. Beh, il Cartizze è la piramide qualitativa, no? È l'apice della nostra glera, perché il vitigno è sempre lo stesso, però viene coltivato in una zona specifica, 107 ettari sono, noi come cantina ne abbiamo 15, di circa una ventina di soci, e proprio a questi gli facciamo anche una vendemmia dedicata, gli diamo solo 2 giorni per vendemmiare, per produrlo ovviamente separatamente e produrre il vino Cartizze. Domanda, visto il periodo eclatante e importante per voi, forse il periodo più tosto dell'anno, quando è che si decide il giorno in cui si parte con la vendemmia? Come funziona? È proprio il nostro lavoro. Io insieme al mio collega Giovanni Pascarella facciamo diversi campioni, perché abbiamo 1100 ettari appunto, facciamo 20 campioni nel territorio, da fine agosto facciamo una curva di maturazione, quindi iniziamo a capire come sta andando l'annata, capiamo l'acidità, da quanto parte, capiamo il pH dell'uva e capiamo il grado zuccherino, che poi per noi è il parametro fondamentale, il grado zuccherino, perché il disciplinare di produzione del Conegliano Valdobbiadene parla di 9 gradi alcol che corrispondono a 14 babo. Quest'anno c'è L'unità di stato, misura dello zucchero. esatto, c'è stata la riduzione agli 8 gradi e mezzo, quindi a 13,4 gradi babo. Quindi noi facciamo tutta una curva di maturazione e attraverso il messaggino che mandiamo ai soci tramite un gruppo WhatsApp, abbiamo trovato questa
questo sistema per comunicare che va veloce e insomma anche i soci sono contenti, gli mandiamo il calendario della vendemmia, quindi apriamo delle zone, determinate zone a seconda del grado di maturazione delle uve. Lavoro impegnativo, difficile, però insomma con passione cerchiamo di farlo. Certo, insomma, adesso ecco. siete proprio nel cuore di questo percorso lavorativo che produce uno dei vini, forse il vino più famoso del mondo. Andiamo? Grazie. Grande Carlo! Mentre il buon Ivo è alla ricerca del suo amico albero, io ho guadagnato l'interno di questo Tempio internazionale del donatore, voluto da questa valente organizzazione di volontari che dal 1962 hanno iniziato la costruzione di quest'opera sacra, che rispecchia un po' gli stilemi architettonici degli anni 60, quindi questo incontro tra il legno e il cemento. Ciò che più di tutti colpisce la nostra vista all'interno di questo luogo è il Cristo che è alle mie spalle. Una statua lignea realizzata con il tiglio che raffigura un Cristo dolente, con questo volto patetico, con gli occhi spalancati, con la lingua tra i denti che sta a indicare una grande sofferenza. Quindi un Cristo molto vivo, molto umanizzato. Vedete i segni dei nervi, i segni sul costato del Cristo, il volto addolorato e poi alcuni elementi come il perizoma, la corona di spine, la barba che ci riportano alla scuola veneziana appunto tardogotica. Io volevo ringraziare il signor Adriano che ci ha aperto questo luogo, ringraziare soprattutto Fofano, che è il presidente dell'associazione, Gino Fofano, il quale ha raccolto molte memorie per ricostruire la storia di questa statua sacra, che forse durante la guerra era adagiata sulle grave del fiume Piave, quasi a benedire i tanti morti, i tanti giovani spariti. Poi fu ritrovata all'interno del campanile di Valdobbiadene e finalmente oggi è ritornata alla sua piena luce per farci capire come sia un simbolo di umanità e di preghiera. E forse ancora oggi il volto di questo Cristo addolorato sta guardando l'antico fronte del fiume Piave, quasi a ricordarci ciò che è accaduto e a gettare un ponte verso un futuro, speriamo davvero, finalmente di pace. Per rientrare nella lista ufficiale degli alberi monumentali della Regione Veneto devi avere un'importanza botanica, storica, anche architettonica o sociale. È il caso del nostro amico che vedete alle mie spalle, questo faggio, il faggio di Pianezze, che ha circa 280 anni e una circonferenza di 4,5 metri e per questo è rientrato qualche anno fa proprio nella lista degli alberi monumentali. I faggi, alberi importanti per questi luoghi, protetti e custoditi dal Monte Cézanne. Lo sapeva bene Giuseppe Verri, detto Pino, che con le sue poesie in dialetto dava voce all'anima delle sue terre. Usava ispirarsi e scrivere
appunto sotto ai suoi faggi. E non questi, qui vicino c'è una località, Balcon, infatti era detto affettuosamente sindaco di Balcon, dove lui aveva acquistato una casera e scriveva l'amore per le sue terre. In particolare in una poesia parla di faggi e la dedica ai faggi e li chiama i re della montagna, che ospitano scoiattoli e osei da tanti anni. Ma sono molto toccanti e commoventi proprio perché parla di un pino che piange giocando col suo nome, ma soprattutto ricorda la sua amata Renata, che è stata la prima vera. Al fioca e se fa sera, e l'ocio pian pian se sera. Al piande il vecchio pin e fa preghiera. Fagher, riportami la prima vera. Pensando a Pino, a questo poeta che tanto ha dato, ora proverò ad ispirarmi e ad ascoltare questo Fagher. E lo farò abbracciandolo, perché abbracciare un albero porta fortuna, ma soprattutto ti allunga la vita. Caro Ivo Gallo, Dimmi, caro Lele Marcassa. abbiamo con noi Federico Canè! Come stai? Bene, bene, è un piacere vedervi ragazzi, sempre un piacere di vedervi. Insomma, siamo in un posto a te caro per motivi non solo amministrativi, siamo Certo. nel cuore di quest'area importante per la regione. Nel cuore dell'UNESCO, nel cuore del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene, nel Prosecco di OCG, Prosecco superiore, e quindi insomma è la chicca, l'emblema di questo prodotto che ormai è noto in tutto il mondo e, insomma, e rende questo territorio e tutta la regione Veneto molto felice di poter consumare anche questo prodotto. Forse le bollicine più bevute nel mondo. Siamo Così felici. si dice. Direi proprio di sì, che se teniamo presente il Prosecco nella sua dimensione, e qua siamo nella migliore espressione, infatti si parla di Prosecco superiore, sicuramente è la bollicina più bevuta nel mondo. Ci raccontano che in questi anni avete iniziato questo percorso legato evidentemente all'UNESCO, ma che ha portato grandi sviluppi. Cos'è accaduto in questi anni, Federico? In questi anni, oltre a valorizzare molto questo prodotto, abbiamo valorizzato il territorio, anche in una chiave turistica sempre più importante nelle presenze turistiche. Non a caso dal 24 al 19, se noi facciamo un confronto dal 2024 al 2019, questo territorio pre-Covid, che è stato l'anno record del turismo, siamo cresciuti del 25% e le previsioni di crescita sono ancora notevoli, quindi questo è un territorio che è importante sicuramente per la natura agricola legata soprattutto alla viticoltura, ma all'aspetto anche turistico. Questo paesaggio a mosaico tanto caro ad Adriano Danzotto, tanto caro al tuo caro amico storico Giovanni Commisso, che è la tua città. Sì, di Treviso. Sì. Ci ha permesso anche di valorizzare il turismo attraverso l'opera letteraria di tanti importanti scrittori e artisti. Quindi devo dire che questo sistema in questi 10 anni ha funzionato. Come vedi il futuro dal punto di vista dell'accoglienza, dei numeri dell'agricoltura, ma soprattutto della fruizione del turismo, overtourism, eccetera, eccetera? Certo. Come la pensi? Innanzitutto penso che sia un territorio, il Veneto in generale, ma in particolare questa area qui, delle colline di Conegliano Valdobbiadene,
assolutamente in crescita anche per il futuro. Il tema è esattamente quello che citavi tu: noi dobbiamo crescere nell'accoglienza turistica, nella cultura dell'accoglienza turistica, selezionare quei turisti che arrivino qua, che si rendano conto che vengono in un territorio comunque delicato, che deve essere rispettato, e quindi si parla anche del cosiddetto turismo sostenibile, ossia noi non vogliamo crescere solo nei numeri, in questi ultimi anni siamo cresciuti anche nei numeri, il futuro è nella qualità del tipo di turismo. Vale per questa area, ma ti dirò di più, Lele, vale per tutta la regione Veneto, perché anche quando penso alle nostre montagne, quando penso anche al mare, quando penso al lago di Garda, quando penso agli altri 8 siti UNESCO, penso che deve essere un turismo che va gestito anche in termini di flussi. Per chiudere, sai, penso che il futuro di questa regione sia veramente valutato su queste due grandi, diciamo, driver, che sono l'agricoltura e il turismo, che tra l'altro è un connubio perfetto, bellissimo, è una cosa che non è delocalizzabile, nessuno ce la può portare via, dobbiamo soltanto utilizzarla al meglio, perché grazie al turismo possiamo far conoscere i prodotti tipici, non solo in questo caso il prosecco di OCG superiore, ma anche tante altre produzioni che il Veneto ha e che magari sono meno conosciute, e permettetemi di dire, i nostri prodotti, oltre a essere più buoni, sono anche più salutari, perché il tema della sicurezza alimentare non è una cosa di poco conto. Però noi facciamo un salto nel passato, con Ivo Gallo e Federico Caner ci avventuriamo in questi colli, beviamo un ottimo bicchiere di vino, una fetta di polenta, massa però, no massa, una fetta di polenta, una buona soppressa, e sorridiamo a questo luogo davvero incantevole. Grazie. Grazie. Ringrazio Romano. Grazie a Daniele per la gentilezza. Grazie a te. So che Ivo è andato in cucina, lasciamolo là. Beh, qua si mangia da Dio, adesso ci spiegherete tutto. Romano, siamo in un posto molto bello, nel cuore del patrimonio dell'umanità. Sì. L'UNESCO ha decretato essere culturalmente, socialmente una terra straordinaria, in cui sappiamo bene che si produce anche questo nettare famoso in tutto il mondo. Certo. A un certo punto della tua esistenza, che tu ti sei fatto un mazzo enorme, hai lavorato tanto e sei riuscito a realizzare un po' per volta quelli che erano i tuoi sogni, hai percorso i tuoi desideri, hai camminato nel tuo divenire quotidiano, realizzando un'azienda molto importante nel settore dell'occhiale, e da lì la macchina si è messa in moto, hai molta gente, molti collaboratori che lavorano con te, lavori in tutto il mondo con gli occhiali, però questa casa a un certo punto l'hai vista in questi mattoni di pietra e hai deciso che doveva essere una sorta di nido, ma accogliente. Cos'è accaduto, Romano? È accaduto che, come dicevi ben prima, si è realizzato un sogno, nel senso che il business rimane quello di fare occhiali, perché anche quella è una grandissima passione, è un qualcosa che mi ha preso fin dal primo giorno in cui ho cominciato a maneggiare l'acetato di cellulosa, volgarmente chiamato plastica, e poi è diventato il mio motivo. Cioè, hai messo dentro la tua creatività. Esatto, tutto, e ho questa azienda che va avanti, però il mio sogno poi è sempre stato riposto nel mio luogo natale, che sono queste colline, che è il paesaggio che vedete qua. E da qua poi è nata l'idea e si è concretizzata nel corso di diversi anni quella di divenire un sito di accoglienza per il turista, e nelle varie fasi evolutive poi ha preso anche il suo nome particolare, che Sì, è Mamma infatti, Gio. uno si chiede perché. Perché Mamma Giovanna oppure... Esatto, bravo. Questo ha il quesito che il 90% No. Bensì l'ho dedicato alle tre perle che girano per casa, che sono i tre figli, quindi Mattia,
Martina e Giorgia. Mamma Le Gio. iniziali dei 3 figli hanno dato il senso a questo nome. Quindi quella che un tempo era una tipica abitazione rurale dove si conduceva un'economia di sussistenza con un po' di terra, qualche animale eccetera, adesso Certo. è un luogo molto elegante con un restauro molto attento che hai condotto tu, perché un'altra delle tue passioni è anche quella di mettere le mani sulle pietre, costruire qualcosa. Hai costruito un'impresa, ma hai costruito anche questa casa in qualche modo. Ma sai, la cura del dettaglio secondo me è fondamentale in tutto, e questo me lo insegnano in primis i miei collaboratori, perché sono sempre pronto a imparare da chiunque col quale mi atteggio e mi confronto. Non ultimo i collaboratori più stretti che ho anche qua in locanda e lo chef Domenico, dove la cura del particolare, del dettaglio fa la differenza sul piatto, fa la differenza estetica e fa la differenza nell'apprezzare un luogo, un profumo, un sapore, un'esperienza. Quindi tu hai un collaboratore, un cuoco, uno chef, che attraverso i prodotti che questa terra ci regala ricostruisce un'immagine e si fa visione culinaria. Esatto, e questa è una delle esperienze che ci piace trasmettere attraverso Mama Jo. Un'altra importante collaboratrice è Francesca, che vorrei coinvolgere appunto in questa nostra chiacchierata. Francesca, eccola qui. Francesca. Grazie. Nobilita la nostra chiacchierata, Francesca. Grazie a voi. È l'anima di questo ambiente, di questo locale, insieme a Domenico, perché tramite lei, diciamo, il nostro cliente viene accolto, viene seguito, viene portato all'interno di questa esperienza Mama Jo. Cosa combinate in questo spazio? Allora, noi abbiamo una piccola locanda con un piccolo ristorante, perché ci piace proprio la cura di ogni dettaglio. Noi abbiamo camere singole, doppie e comfort. Per me ogni ospite viene trattato nella sua unicità, quindi mi piace creare su misura l'esperienza, quindi dalla visita in cantina all'esperienza con le e-bike o visite trekking, visite guidate, insomma c'è l'imbarazzo veramente della scelta qui nella nostra zona. Abbiamo 2 camere con uso della vasca idromassaggio, quindi un tipo di esperienza dedicata. Creiamo delle cene romantiche su misura, quindi dei pacchetti personalizzati, ecco. E poi abbiamo per esempio tanti anniversari, battesimi, quindi a noi piace magari creare in camera il benvenuto su richiesta, perché magari la richiesta è dai fiori al vino a una cena proprio creata su misura. Per me è una priorità questa di trasmettere proprio la passione. Diciamo che il paesaggio vi aiuta molto, la qualità dei prodotti vi straiuta. Romano e Francesca, è bello vivere e lavorare qui, sì o no? Per me sì, sicuramente sì. Francesca? Tantissimo. Allora, è una passione. Io non vivo qua, ma enorme. abuserò di questo luogo meraviglioso che è incorniciato da uno di quei paesaggi che faceva risvegliare la creatività in personaggi come per esempio Andrea Zanzotto, Giovanni Commisso e tanti altri. Godiamocelo tutti insieme. Osservo questo piatto e più mi rendo conto del perché si chiami arte culinaria, e infatti è proprio un'opera d'arte, e qui sono con l'artefice, con l'artista, lo chef di Mama Jo, Domenico. Raccontaci questo quadro.
Questi sono dei tortelli di barbabietola con all'interno del formaggio fresco, tartufo del grappa e schiuma di cartizze e scampi, crudité di scampi. Una peculiarità di questa locanda è proprio la ricerca maniacale degli ingredienti, delle materie prime. Sì, la mia filosofia è aver rispetto al 100% della materia prima, di utilizzarla anche al 100% per non far sprechi e cercare di rispettare anche il lavoro dell'azienda agricola dove mi rifornisco della materia prima. Qui vedo due cose strane. Sì. Cosa sono? Cos'è? Quelle sono delle alghe vive per dare buon auspicio ai nostri clienti, perché la leggenda narra che due innamorati si sono giurati amore eterno in questo lago e si sono rincarnati in queste alghe. Che sono vive. Che sono vive. Che bello. Tutto nel rispetto dell'ambiente. Bellissimo. E senti, per rispettare l'ambiente io assaggerei anche il piatto, posso? Faccia pure. Bene, allora io assaggio questo buonissimo piatto, bellissimo perché non l'ho ancora assaggiato, bellissimo piatto. Ringrazio Domenico per la sua opera d'arte e noi ci prendiamo anche una piccola pausa di pubblicità. Io intanto mangio. Stanno cominciando ad arrivare parte dei 600 soci conferitori, cioè quelli che hanno fatto la vendemmia e adesso stanno consegnando l'uva. Leonardo ora ci spiegherà cosa sta succedendo dietro di noi. Ecco, come potete vedere c'è un braccio preleva campioni dove verrà fatta una provinatura sul carro in ingresso. Questa provinatura consiste in 3 pescaggi sul carro per avere la più omogeneità della massa. All'interno della casetta c'è una boule dove ci permette di raggruppare e raccogliere il mosto e verrà analizzato da 2 macchine. La prima macchina ci permette di fare il grado zuccherino, il babo e il pH. La seconda macchina ci permette di vedere in breve tempo quello che è lo spettro qualitativo dell'uva raccolta. Dopodiché il carro andrà verso lo scarico. Lo scarico è diviso in 6 buche. Queste buche ci permettono di dividere e categorizzare l'uva che è in ingresso. Ah, ok. Ogni buca quindi ha già la sua categoria. Abbiamo la buca per il DOC, la buca per il DOCG, la buca per il DOCG Asolo e per le varie rive. Da qui l'uva viene diraspata, viene caricata sulle presse presenti al di sopra, verrà fatta una pressatura soffice per riuscire a recuperare solo il mosto fiore, il mosto che qualitativamente è migliore. Ok. Dopodiché gli sgrondi delle varie presse cadranno all'interno delle grandi vasche all'interno della cantina, che sono chiamate vasche polmone, dove i ragazzi poi cominceranno a lavorarla e a chiarificarla. Ma non l'ho capito, tutta quest'uva però viene pesata. Esatto. Ah, c'è una pesa, ma perché poi i poveri soci conferitori devono avere il riconoscimento. Infatti passa all'ingresso, viene pesato, gli viene data una bolletta dove si troverà il grado babo e il pH. pH, ricordiamo che è l'acidità. L'acidità, esatto, è uno dei parametri che permette di verificare l'acidità dell'uva, che poi dipende da una serie di combinazioni. Viene scaricato, il carro viene scaricato sulle varie buche e in uscita viene ripesato. Quindi ogni carro viene controllato, esatto. Quindi uva controllatissima. Esatto. Quindi poi la fase successiva so che Andrea la spiegherà a Lele, che non so dove se n'è andato. Sono con Andrea, che ringrazio della disponibilità, giovanissimo e preparatissimo enologo di questa grande azienda, in cui stiamo vedendo che tutti i conferitori stanno arrivando a manetta, proprio c'è un gran lavoro, il periodo è piuttosto questo. Il periodo più interessante anche, il periodo in cui veramente diamo
andiamo a costruire il prodotto frutto appunto di un anno di lavoro dei nostri soci. So che Ivo Gallo era rimasto ai polmoni, ma cosa sono? I polmoni è di fatto un'area, polmoni è come la chiamiamo noi, un'area della cantina in cui di fatto andiamo a chiarificare il mosto in arrivo dal reparto di pressatura che prima avete visto. Qui sostanzialmente che cosa accade? Qui accade che si può usare il termine arriva il mosto dal reparto di pressatura ed il mosto in ogni singolo polmone diviso per categoria, che questa categoria di fatto è stata creata, è stata indirizzata al momento del conferimento dell'uva. Il mosto viene chiarificato, quindi vengono rimosse tutte le parti solide appunto del succo per poi essere inviato in un altro reparto della cantina in cui avviene la fermentazione che per l'appunto trasforma il mosto in vino. Tu parlavi con me prima di feccia, cos'è la feccia? La feccia non è altro appunto che la componente solida del mosto. Il mosto contiene tutta una serie di residui, di buccia, di vinaccioli che vanno rimossi per condurre un'ottima fermentazione alcolica. E poi quella invece verrà conferita a un'altra azienda, evidentemente. Esatto, quella che è la feccia di fatto è per noi un materiale di scarto, è una risorsa per qualcun altro e di fatto esce dall'azienda e andrà di fatto a dare altri prodotti dell'industria agroalimentare che noi non trattiamo. Quindi Andrea, dal momento in cui arrivano i carri che conferiscono l'uva appena raccolta, da quel momento alla bottiglia di vino quanto passa? Lasciamo passare almeno qualche mese, aspettiamo. Il prodotto che sta entrando in questo momento molto probabilmente sarà in commercio e degustabile, insomma, a partire dai primi mesi del 2025. All'interno di questa grande struttura si produce questo prodotto venduto in tutto il mondo che è il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore del CG, che è governato dalle sapienti cure di Andrea, Leonardo e tutti i tuoi colleghi che lavorate in maniera davvero intensa in questo periodo per regalarci un prodotto eccezionale. Quindi quello che adesso è dentro qua è fondamentalmente un succo d'uva. Un succo d'uva. Non alcolico. Non alcolico. Lo beviamo? Me lo fai vedere? Lo assaggiamo, certo. Andrea, adesso spilliamo il succo d'uva, il mosto. Sì? Assolutamente. Vai tu. Prego. Vado. Eccolo qua. Il nettare di Valdobbiadene. Allora, caro Andrea, io ti ringrazio per la disponibilità. Questo è quello che fra qualche mese diventerà un prodotto straordinario. Assolutamente. E tutto il mondo ci invidia. Quindi direi di fare un brindisi. Posso assaggiarlo anch'io? No, è finito. Evviva! Evviva! Okay. Che io preferisco che tanto stavamo aspettando. Peraltro, caro Ivo Gallo, siamo con Stefano, che abbiamo già incontrato, il direttore generale di questa immensa cantina di cui abbiamo parlato dell'alta qualità, dei numeri che produce, di quanta gente lavora su queste rive, su queste terre. E adesso facciamo la cosa bella, che è la degustazione. Ecco, e lo facciamo proprio tra le rive più importanti, tra le colline da cui insomma tanta gente lavora per produrre le zone, le rive, che non sono le rive di un fiume, ma cosa sono le rive, caro? Qua siamo nelle rive di Colbertaldo, siamo in uno dei posti fantastici, una giornata anche se un po' coperta, però sentite sto vento che mantiene sempre un tasso di umidità molto basso, quindi qua riusciamo ad avere veramente gradi di maturazione eccezionali per le nostre uve.
Ecco. Allora iniziamo proprio con un bel brut. Un bel brut è un ossimoro. Potremmo andare avanti giorni con questa storia del esatto, brut. Perché non abbiamo ancora bevuto. E non c'è l'extra brut, che forse è più vicino. Grazie. Scherziamo, ma in realtà è la nomea che si dà per distinguere appunto il grado zuccherino del vino. Esattamente, si va ad assaggiare per l'appunto le versioni un attimino un po' più secche della produzione. Qui abbiamo per l'appunto il nostro primo vino che è un brut, siamo con un rive, quindi una versione veramente diciamo di inizio. Guardate il perlage, fantastico come scende anche nel bicchiere, ve ne verso un po' anche a voi. E questo quanti gradi fa, scusami? Questo qua è un prodotto che ha circa 8 grammi di residuo zuccherino e di 11 gradi di alcol, che sono un po' il benchmark del nostro mondo. Insomma, il Prosecco non è mai un vino troppo alcolico. Ok, e adesso che devo fare? Proviamo innanzitutto a guardarlo. Il colore tipico del Prosecco, quindi un giallo paglierino scarico, con riflessi anche un po' verdognoli. Proviamo a metterlo a naso. Cosa percepiamo? Percepiamo la freschezza, il frutto e il fiore che è tipico per l'appunto di un buon metodo Martinotti, perché con Iano Valdobbiadene si fa col metodo Martinotti per la principale quantità, e poi queste note di freschezza, di fiore di frutto, fiore di acacia soprattutto, delle note anche un po' fruttate, sentiamo la mela, un po' la pera, qualche nota un po' anche di frutti tropicali, e poi a gusto, sentite. No, però è buono. Una persistenza del fruttato, unità a una bollicina sempre molto fine. Sì? Evviva allora. Evviva. Il brut. Passiamo invece al secondo, che è un extra dry. Quello più nazionale popolare. Esattamente, questo è il nostro extra dry, millesimato 2023. Questo anche va forte all'estero, vero? Questo va molto forte all'estero, è una versione che insomma anche all'estero è molto molto conosciuta. Proviamo ad assaggiare anche questo. Questa è la nostra classica bottiglia satinata. Opaca. Esattamente. Che dicevo, facciamo 4 trasmissioni di qua, sì, in questa terrazza, e possiamo i distillati. Bene. Versione un attimino un po' più abboccata, sentite? Una presenza anche di un residuo un attimino un po' più importante. Qui siamo attorno ai 15 grammi di litro di residuo zuccherino. La versione extra dry, come dicevo prima, quella più nazionale popolare, quella più conosciuta anche all'estero. Bravo lui, Prosecco superiore di OCG. Sì. Assolutamente. Hai imparato. Assolutamente. Adesso abbiamo capito. Bravo, hai preparato il direttorone. Ma se no non farebbe il direttore, farebbe quello che faccio io, cioè niente. E adesso andiamo con la versione un attimino un po' più, diciamo, un po' più di nicchia, un po' più boccata. Dal punto di vista quantitativo è quello che si fa anche in maniera minore, perché qua parliamo di cartizze. Sì. Quindi qua parliamo della versione dry, quindi una versione che ha circa, se lavoriamo circa attorno ai 22-23 grammi di litro di residuo zuccherino. Non è particolarmente dolce, perché Prosecco non è mai un vino dolce, però questa è la versione, quella dove per l'appunto la quantità di residuo è un attimino un po' più importante, la sentiremo poi anche a bicchiere e soprattutto a gusto, dove il residuo... Cartizze comunque nasce dal glera. C'è una zona specifica. C'è una zona specifica, però assolutamente sì. È sempre glera. La base è sempre la nostra glera, il nostro vitigno autoctono per eccellenza di quest'area, di quello che abbiamo qua attorno. La differenza sta per l'appunto nel microclima e nella zona di questi famosi 106 ettari, di cui Valdocca tra l'altro è uno dei maggiori produttori, perché circa una decina dei nostri soci hanno per appunto terreni in quelle del Cartizze. Il Cartizze può solo uscire, l'uva per fare il Cartizze può solo uscire da questi 106 ettari. Da questi 106 ettari, e può essere vinificata solamente all'interno del comune di Valdobbiadene. Queste sono belle cose, assolutamente belle sì. cose. Sentiamo. Beh, innanzitutto qua merita un altro sì. merita un altro brindisi. Beh, guardate anche qui, bel colore assolutamente, un giallo paglierino scarico. Beh, massimizzazione di quelle che sono le caratteristiche di eccellenza del vitigno glera nel Cartizze, quindi frutto, fiore, tantissimo, volume a bocca, abbinamento qua un po' più delicato se vogliamo,
pasticceria secca, mai pasticceria troppo elaborata, però un bel biscotto, una bella crostata di miele, anche perché no. E altrimenti anche così, in una giornata un po' più fredda, ci sta sempre bene. Sono bene tutti e tre comunque. Facciamo un brindisone insieme? Assolutamente. Quale dei tre? Ma tutti vanno bene, però direi il Cartizze è quello che si sposa di più. Evviva! Evviva! Grazie Stefano. Grazie a voi ragazzi, grazie a voi. Piva, grande filantropo, dall'America dove risiedeva, alla fine dell'Ottocento dona al comune di Valdobbiadene i soldi, il denaro per la costruzione di una scuola perché mancava. Il comune comincia i lavori della costruzione di questo palazzo particolare perché fatto a U nel 1898. Il palazzo poi evolve, finiscono il palazzo, diventa sede della biblioteca. Ora è ancora sede della biblioteca, ma è anche sede di tutta la cultura di Valdobbiadene, compresa la sala all'interno della quale noi siamo in questo momento, che è una sala dedicata totalmente alla gnomonica. Sorrido perché questa strana parola ce la spiegherà Elsa, la professoressa Elsa, presidente. Sei presidente? Dell'Associazione Gnomonisti Trevigiani. Quindi spieghiamo a tutti cos'è la gnomonica. In effetti il termine non è molto conosciuto, viene spesso storpiato, devo dire, e comunque ha come origine la parola gnomone, che viene dal greco e significa indicatore letteralmente. Sarebbe quell'asta che nelle meridiane, negli orologi solari, dà indicazioni sull'ora e sulla data. Ah, ok, quindi gli orologi solari. Orologi solari, quelle che più comunemente sono chiamate anche meridiane. Meridiane. Impropriamente meridiane, perché in realtà la meridiana segna l'ora del meridies, del mezzogiorno, mentre l'orologio solare indica un po' tutte le ore della giornata. E le stagioni. E non solo, e le stagioni, certo. Come mai qui a Valdobbiadene sembra che sia l'unica sede di un'associazione di gnomonica in Italia? Come mai qui? Ci sono molte meridiane qui a Valdobbiadene, ma anche tante nel Trevigiano e nel Veneto. Ma devo dire che qui a Valdobbiadene nel 2017 c'è stato uno dei tanti seminari che gli gnomonisti italiani tengono annualmente. E lì in quell'occasione, allora in questi diciamo, incontri partecipano tutti gli interessati, gli amanti della disciplina, con le loro novità, con i loro studi, con le loro invenzioni a volte, e in quell'occasione è proprio anche nata l'idea di fare questa biblioteca, questa sala, diciamo, dedicata. E voi avete anche una pubblicazione, so. Sì, gli gnomonisti Orologi Solari è la nostra rivista di cui sono nella redazione e pubblica, diciamo, studi e contributi che tutti anche dall'estero vogliono dare per questa disciplina che sembra così un po' stantia, anche certamente un po' di nicchia o vecchia se vogliamo, ma che ha tantissimi aspetti che ancora possono essere molto interessanti, soprattutto per la didattica. Cara professoressa Elsa, ti ringrazio. Volevo concludere con questo mio pensiero, che non so se è tanto tecnico, ma proprio il fatto che senza il sole le meridiane non funzionano, quindi bisogna avere un cielo sereno, quindi certo. È una scienza ottimistica, bisogna essere sereni, sempre, siate sereni sempre. È un bell'augurio, mi sembra.
Caro Ivo Gallo. Caro Lele Marcassa. Finisce il nostro viaggio. Sì, il sole sta scendendo. In queste terre di Valdobbiadene. Sì, vendemmia, vino, natura. A tal proposito, visto che parliamo di vino, abbiamo raccontato tutte le fasi della vendemmia, abbiamo cercato di conoscere meglio questa cittadina così fiorente, così allegra, dove l'atmosfera ci ha inebriato in questo nostro percorso. Non solo l'atmosfera. E ci sono dei versi del carissimo Giacomo Noventa che racchiudono in sé la nostra esperienza appena conclusa e parlano di vino e amicizia. Amici, un fiade schei par tirar avanti non se mica massa e una donetta che riceva i nostri basi con quel gusto che serve pardonarli non se mica massa, ma un fiade vin, amici. Con o che ne schei ne amor, o anche se che un fiade vin bevuo tra amici. Un fiade vin e ancora un fiade vin, amici. Non se mica massa. Da Ivo Gallo, ma soprattutto da Lele Marcassa, chiudiamo questo nostro viaggio. Se volete, ci rivediamo nella prossima puntata. Ciao a tutti e grazie. A Valdobbiadene a batterci le mani, a mettere le bandiere sui balconi. Sono arrivati i re dei ciarlatani, i veri guidi sopra il carrozzone. Venite tutti in piazza fra 2 ore, vi riempirete gli occhi di parole. La gola di sospiri per amore e il cuor farà 3000 capriole.